tutti, sono Mara, ho 24 anni e oggi siamo qui a Salzano in occasione della 22esima festa della filatura. Io vivo a Robegano, che è l'unica frazione del comune di Salzano. Frequento il primo anno di specialistica all'Università Ca' Foscari di Venezia e la mia laurea è Sviluppo interculturale dei sistemi turistici. Da luglio sto svolgendo il servizio civile nazionale presso la Proloco di Salzano. Il mio mandato finisce il 1° di luglio, quindi questo è l'ultimo mese che presto servizio qui. Comunque sono volontaria della Proloco già dal 2010. La mia più grande passione è la danza classica, che pratico da quando avevo 4 anni, e infatti proprio ieri sono andata a fare uno spettacolo. Come vedete sono vestita con il tipico costume contadino, che ci servirà poi per sfilare lungo la via principale di Salzano. Dietro di noi seguiranno i trattori d'epoca di Piombino Dese. Questa è la 22esima edizione della festa della filatura, è una festa ideata dalla Proloco Salzano in collaborazione col comune di Salzano. È particolarmente importante come manifestazione perché ripropone la tradizione, i costumi e gli usi propri del territorio salzanese dal 1870 al 1950. Oggi sarà una giornata piena di manifestazioni, come ho detto ci sarà la sfilata, poi all'interno del cortile della villa ci sarà un mercato contadino, dimostrazioni di antichi mestieri, all'interno del museo che si trova all'interno della Filanda ci sarà una mostra ed esposizione del processo produttivo del bacco da seta. I get up in the evening and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired, man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby. Come potete ben vedere sono iniziati i giochi di una volta, ci sono i bambini che si stanno dilettando con il salto della corda e ci sono tantissimi giochi da just dancing in the dark. Messages keep getting clearer, radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror, wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Siamo qui con il signor Giuseppe che ci mostrerà come si lavorava la corda una volta. Si prende un capo di spago, questo gancio qua si fa un nodo, si va avanti, qui c'è un gancio, fa il giro, si va avanti ancora, si va avanti, fino in fondo. Si fa un altro giro qui con lo spago. Quando che si torna indietro qua si ferma, si fa un nodo. Quando si è fatto un nodo qua, c'è un manico, si gira attorno. Quando è completo là, con questa maniglia si gira attorno il spago che abbiamo fatto prima. Girando attorno, questo spago si gira attorno, si attorciglia. No. Quando il spago è talmente teso, con questo attrezzo, leggermente, ti faccio vedere, tirando avanti leggermente, i spaghi si attorcigliano fra di loro, vedi? Ecco, vedi? E viene fuori la corda, quello che ho fatto vedere prima. Just dancing in the dark.
ci troviamo nel primo piano della Filanda e siamo in compagnia del sindaco di Salzano, Alessandro Quaresimin. Buongiorno, intanto fa piacere dell'iniziativa che state portando avanti, finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, perché ritengo sia importante per valorizzare anche luoghi, posti, iniziative che non sono magari così conosciute come quelle che in genere i mass media danno. Qui siamo a Salzano, è un comune di 13.000 abitanti, fa parte dell'area del Miranese e in particolare oggi siamo all'interno di un sito che probabilmente è il sito più importante del nostro comune, che è la Filanda Romaniglia Cur. Oggi in particolare siamo in occasione della 22esima festa della filatura, dove l'amministrazione comunale assieme con la Proloco e i tanti volontari che aiutano nel realizzare questa festa vengono riscoperti un po' i lavori di una volta, come si viveva una volta. E io ritengo che questo sia molto importante perché conoscere meglio la nostra storia, da dove proveniamo, ci fa capire meglio come siamo oggi e in particolare io ritengo anche riusciamo ad capire meglio e quindi valorizzare meglio le scelte che ci aspettano per il futuro. Qui ci troviamo all'entrata del Museo della Filatura, che purtroppo è aperta solo durante la festa della filatura, ma è in programma, insieme all'amministrazione comunale, di rendere il museo permanente. Ora entriamo e andiamo a trovare Nicolò che ci spiegherà un po' di cose interessanti. Adesso procediamo nel fare la scopinatura, diciamo, e troviamo il capo dei bozzoli, in modo da poter filarli in seguito. Ecco, adesso abbiamo trovato questa. Prendiamo la padellina e ci trasportiamo nella macchina. Qui procediamo alla filatura agganciando questo filo. Abbiamo più bozzoli qui sotto per ingrandire lo spessore del filo. Stay on the streets of this town, and they'll be carving you up alright. You say you gotta stay hungry. Hey baby, I'm just a fast star tonight. I'm dying for some action. Siamo qui con Lucia Monfatto, presidente della Proloco Salzano. Eccoci qua. Come avete visto, questa è la nostra 22esima edizione di questa festa della filatura. La presenza dei giovani in questa festa è aumentata in maniera esponenziale negli ultimi anni. Addirittura quest'anno abbiamo anche una rappresentanza elementare e materna, quindi che ha partecipato con i giochi di una volta. C'è anche una presenza giovanile, la Mara qui ne è un esempio, ma abbiamo all'interno del nostro direttivo anche degli altri ragazzi sotto i 30 anni e poi nel gruppo, che è fatto da un centinaio di volontari, abbiamo almeno un 15% al di sotto dei 30 anni. Questa è stata la 22esima festa della filatura, vi aspettiamo numerosi alla prossima edizione, un grande grazie a Giovani Tradizioni, ciao!